ho sentito un'esplosione e dopo poco fiamme. È solo una delle voci terrorizzate dopo l'esplosione del bar Trattoria Bea Storia di Jesolo, la sera del 12 giugno scorso. Un boato, poi le fiamme. Secondo la Procura di Venezia, il rogo sarebbe stato appiccato per riscuotere il risarcimento assicurativo. Il titolare 54enne Vincenzo Gargiulo è stato arrestato dalla polizia perché è ritenuto il mandante dell'incendio che devastò il locale in cui rimasero intossicate una decina di persone. L'incendio aveva interessato anche i due piani superiori della palazzina, per cui era stato necessario l'evacuazione di 20 persone. L'inchiesta condotta dagli investigatori della squadra mobile di Venezia ha consentito di raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti del padovano, titolare del ristorante, ritenuto essere appunto l'ideatore e il mandante dell'incendio messo in atto per ottenere il contributo assicurativo. Dalle indagini emerge che nei confronti dell'indagato sarebbero state raccolte prove inequivocabili. Eseguiti inoltre 2 decreti di perquisizione nei confronti del titolare del ristorante e di un cinquantenne sospettato di essere l'esecutore materiale dell'incendio. Sul 54enne pendeva già una condanna a 11 anni perché accusato, quando viveva a Gorizia, di essere il finanziatore di un traffico di droga.